benvenuti in questo nuovo video. In questo video ci saremo io e mia sorella perché abbiamo collaborato con un sito fantastico che è americanuncle.it. American Uncle è uno store online che vende tutti alimenti, sì. alimenti, snack, bibite eccetera eccetera direttamente dall'America. Esatto. Altrimenti si chiamava Napoli e vendeva i carciofi. Ci hanno inviato la Platinum Box che contiene 30 pezzi che sono a scelta. Voi chiaramente se volete potete acquistare sia la Platinum Box, la Silver Box, la Golden Box, queste cose qua, oppure potete semplicemente ordinare le cose che volete. Avete la possibilità di pagare in contrassegno, quindi quando vi arriva a casa pagate il corriere direttamente. Ma vogliamo farvi vedere le cose che ci hanno inviato, che sono veramente buone perché noi non abbiamo resistito e oggi abbiamo già dato un assaggio a tutto. Anche perché sono cose che qui non si trovano in Italia. Esatto, sono cose che non si trovano in Italia, che non trovate nei negozi stepulenti. Allora, comincerei con gli Oreo Firework, che sono questi qua, li vedete? Oh mio Dio! Che sono i classici Oreo, solo che all'interno hanno che c'hanno? Come si chiamano queste cose? Sono Scoppiettanti. Sì. Vi ricordate che le cose sul in bocca e facevano? Ecco, stanno qua dentro. Glielo facciamo provare a noi, ma vediamo. Gli Oreo. No. Sono gli Oreo normali e poi in bocca fa. È vero. Girerei con la serie Oreo. Oreo Gold. Oreo Gold. Biscotto bianco. Esatto. Ma non penso che cambia qualcosa. Sì. E che cambia? È bianco. Ah no, sono ripieni alla crema. Ma perché non è perché c'è la merda e altre. Biscotto è bianco. Oreo alla vaniglia e alla crema. Ha un altro sapore perché il biscotto è diverso, ma la crema è quella. Poi passiamo agli Oreo al cheesecake a fragola. Qua stiamo parlando di una cosa, ecco la sigla. Qua stiamo parlando di una cosa totalmente diversa, quindi non è come l'altro. Oh mamma mia. Oh mio Dio. Padre della gallina. 3, 2, 1. Mamma mia, vai giù. No, fermi tutti. Mamma mia, vai giù. No, no. È troppo buono. Oh mio Dio. Voglio questi Oreo qua sono il Panama in Vietnam. Visto che abbiamo assaggiato gli Oreo al cheesecake a fragola, vorrei provare, anche se comunque abbiamo già provato e vi giuro che è buonissimo, il fluff. Il fluff praticamente è crema di marshmallow, in questo caso è a fragola, però si trova anche quella là normale. Qua guardate com'è, è proprio marshmallow, cioè non è crema. Marshmallow non è squagliato. Nutella. Marshmallow squagliato praticamente. Però ragazzi è veramente buonissimo. Allora, queste qua magari ve le facciamo vedere. Le abbiamo già assaggiate, quindi possiamo dire pure come c'è bisogno, le proviamo, eccetera eccetera. Queste qua sono patatine, bacon e cheddar, quelle chicchi di mais così, insomma, praticamente. Solo che sanno completamente di bacon e cheddar. E stranamente la cosa strana è che si sentono tutti e due, cioè sente sia il bacon che il cheddar. Quindi sono tra le patatine più buone che abbia assaggiato fino ad oggi. Per quanto riguarda la questione patatine, passiamo alle. Queste sono sempre della Hers, le deep dish pizza. Sono buonissime. Che è una pizza ripiena al formaggio, quindi sono delle patatine che sanno di pizza e di formaggio e sono veramente buone, sono veramente leggerissimamente piccanti, ma proprio sì, ma pochissimo. ma poco, veramente. Stessa casa della Hers sono i creamy ranch e habanero, che noi pensavamo, se voi guardate qua, eravamo convinti che erano puparuole, invece in realtà sono tra i peperoncini più piccanti del mondo. Infatti l'habanero è un bar di peperoncino della specie Caspicum tipica della penisola di Yucatan. Ne esistono molte varietà, tra cui la chocolate e la orange. Vabbè, comunque sono dei peperoncini dello Yucatan. Noi convinti ce l'abbiamo mangiata e sono piccantissimi. Questo è il peperoncino della ragazza del video. Il bastardo, tra i peperoncini. Infatti noi abbiamo mangiato convinti che erano puparuole. Ci hanno picciato in gamma. Queste qua, le Cold Fish Baked Snack Crackers, sono dei crackers al cheddar che io la verità personalmente non è che li abbia amate così tanto, cioè non è che sono quelle cose che ti fanno impazzire. Però sono si sente leggermente il sapore di cheddar, ma nemmeno tanto, cioè rispetto alle altre patatine non c'è sta proprio paragone. Le penultime della Hers, che sono le Honey Barbecue, ovvero sono patatine a miele e salsa barbecue. Quando le mettete in bocca sentite un dolce. Sia miele che salsa. Infatti, perché quando ho messo in bocca è tutto dolce, mi ha fatto un po' schifo, però poi pensandoci il contrasto insieme spettacolare. Ultime patatine della Hers che ci ha inviato americanuncle.it sono le Red Hot,
che chiaramente qua si capisce tranquillamente che sono a peperoncino, quindi noi già sapevamo che ci saremmo C'era il bruciati i rischio di canini. farci male. Sì, però calcolate che noi avevamo mangiato a destra quelle di prima, a sinistra che sti qua abbiamo dovuto bere acqua continuamente perché erano veramente piccanti. Quindi per chi ama il piccante, queste sono le patatine giustissime. Per passare poi alle Pringles, in questa versione pizza, Molto buone. che sono queste, che sono molto buone, sicuramente buone, non eccezionali come le altre che vi abbiamo fatto vedere all'inizio, tipo cheddar, formaggio, eccetera, eccetera. Sì. Ma sono buone perché somigliano a quelle là a paprika. Sì, però leggermente... Sono più morbide, diciamo, cioè Sì, a livello di esatto, sapore sono più meno- morbide. Stessa cosa per le Pringles a jalapeno, che è un altro peperoncino. Infatti, proprio. carissimo American Uncle ci ha fatto appicciare la bocca tutte queste cose piccanti che ci ha mandato, però sono veramente buone. Sono delle versioni che non si trovano da qui in Italia, quindi le trovate sempre su American Uncle. Jelly Belly, cioè proprio le classiche Esatto, caramelle caramelle americane, americane. che si ricordano pure quelle di Harry Potter, infatti sono le Infatti, stesse sì, all'interno. sono- Sì. cerchiamo di indovinare il gusto. Ok, vai. Ok. Fammi sentire. E c'ha del merda. Arancia. No, è proprio limone. Limone, è vero, è vero. Come fai a non È vero, riconoscere il limone? Sta nera. Però non ho capito se questa è una gomma, se è una. Charleston Chew, quindi penso sia una gomma. Dice se è una gomma. Ah, è di cioccolato. Di cioccolato, scusami, vaniglia. Vuoi vedere? Io dalla Sicilia. Mamma mia, è buonissimo! No, guarda, è buonissimo. Higher Heads ci sono arrivate al gusto di watermelon, quindi melone, mela verde, ciliegia e arancia. Arriviamo alle chicche che ci sono arrivate in questo pacco. M&M's a cioccolato bianco. Oh mio Dio. Mamma mia, Oh voglio. mio Dio, il Galac. Gli M&M's al caramello. Ma siamo arrivati delle cose straordinarie, tipo la Coca-Cola a sherry, la Fanta strawberry, quindi la Fanta a fragola, MTN Dew, che io non conoscevo fino ad ora, però è una bibita che in America bevono veramente tanto ed è una sorta di Sprite. Sono stato veramente felicissimo di collaborare con American Uncle e vi lascio qua sotto il link per andare sul loro sito e guardare stesso voi tutto il catalogo che è in continuo aggiornamento. Volevo fare un saluto tra l'altro al fondatore di American Uncle, che è un ragazzo giovanissimo, anche gli ha 22 anni, una persona fantastica, educatissima, gentilissima, che mi ha inviato tutta questo popo di roba per poter fare questa recensione per voi. Quindi ragazzi, andate giù nel sito, andate a visitare American Uncle, vi ricordo che potete pagare direttamente alla consegna. Lasciate anche un mi piace alla loro pagina Instagram, hanno veramente tutto. È comodo anche per chi non ha tipo una carta. Una post pay, Una eccetera, post eccetera. pay. Sì, quando arriva il corriere fuori la porta pagate lui e vi arriva il pacco con tutta sta roba. E tra l'altro i prezzi, voglio dire, sono veramente Accessibili. sono veramente accessibili. Per cui potete anche voi immergervi in una seconda dimensione degli snack che non si limita a quelli italiani, i classici che mangiamo. Come fare un viaggio in America però restando qui. Solo mangiando, esatto. Come l'avete- Oh, grazie sempre per essere con noi. Vuoi vedere il video finisce quando ci batto le mani?